Servono soldi per continuare a far vivere Palazzo Piloni. C'è la partita Veneto Strade, ma anche le scuole, il turismo, i dipendenti. Una partita che la provincia non può giocare da sola, tutte le istituzioni sono chiamate a partecipare. L'incontro tra il vicepresidente Roberto Padrin e il sottosegretario Gianclaudio Bressa è stato tutto sommato positivo. Niente soldi extra per Belluno, sia chiaro, ma tagli ridotti. Ci ha dato la conferma di impegno comunque del governo entro il 15 di marzo di definire quelli che sono i tagli delle province. È una partita che vale 900 milioni di euro. La grande novità è quella che sono stati inseriti nuovi parametri che riguardano la capacità fiscale, che riguardano il numero delle scuole, i chilometri delle strade, che diciamo che sotto alcuni punti di vista, almeno quanto anche il sottosegretario Bressa mi ha confermato, dovrebbero portare dei benefici soprattutto alla nostra provincia di Belluno. A quanto ammonti il minor taglio non è ancora stato calcolato. Certo che quei soldi non basterebbero a garantire il funzionamento della macchina. Oltre che dal governo, risposte devono arrivare anche da Venezia. L'interlocutore regione diventa fondamentale, mi auguro che l'assessore Giambetti rispetti l'impegno proprio di organizzare un tavolo esclusivamente dedicato alla situazione di Veneto Strade. Infatti i tempi stringono soprattutto per la questione Veneto Strade che, senza fondi, non potrà garantire il servizio da fine marzo. Alla luce anche dei tagli che ci verranno proposti, la prima cosa che prenderemo in mano sarà il discorso di Veneto Strade, che è un discorso comunque che non riguarda solo la provincia di Belluno, ma riguarda anche le altre province del Veneto, quindi bisogna fare anche un discorso complessivo con Veneto Strade in quest'ottica. Regione e governo, ma non solo, la caccia ai fondi è aperta. Bisogna poi fare secondo me anche un ragionamento per quanto riguarda le risorse con altri enti che in questo momento sono portatori di risorse, quindi mi riferisco ovviamente al Consorzio BIM, all'Odi, cioè le opportunità, abbiamo qualche opportunità che dobbiamo secondo me condividere insieme e questo sarà un percorso successivo che faremo diciamo da qui a venire. Gli interlocutori noi li stiamo tampinando, quindi siamo sul pezzo per cercare soprattutto di confrontarci con loro e di trovare veramente delle soluzioni concrete e non solo a parole.